cronache, quando ho cominciato c'avevo un'arma, ma fortunatamente le facevo una volta. Sì, io facevo telecronache, però era quando quel giornale non c'era da fare subito un articolo e allora la facevo io, per tanto chiedevo, no, ma là trovano sempre qualcuno, qui è più bellino perché poi comunque la gente ha le immagini che mi stai a raccontare, no? Poi la prima partita che ho detto di uno invece non era, il figliolo di Walter, ho fatto già su passo. Insomma, la grata là, regge la grata là. Ma avvelenata. Scusa. No, vabbè. Comunque sia già un po' che c'è. Quindi, Sì. fa parte dell'arredamento. Allora, Va bene. È perfetto. Che se levi la grata casca. tutto il soffitto. Infatti dovrebbero farla voi, no? Sì, si vede. Dei due. Quello lì è che è crollato quando è venuto il uragano. Sì. In una pista così, sì. Quando si comincia, dici. 10 minuti. Sì, quando si mettono in mezzo lì. No, ora se ci mette magari, ecco, il monitor, anche perché se ci fosse la grafica, Da se c'è la 20 grafica, anni la davi anche qui. Il capofila. quindi ha detto Il capofila di tutto. ho detto fino alla Poi che notte. cazzo, quando Cioè una persona sola che fa una roba per cui fa perché perlomeno sta scambio di parole, no? Non è che devi fare delle cose tecniche, anche perché poi magari no, infatti stasera se c'è firmato una partita. Abbiamo detto a notte poi la pensavo siamo a 35. Tutto scatto, non è amicato. Palazzo primo gara di tutta la prima anche si Tutto. Che croce lì alla porta dove c'è il 2. Sì, leggermente Dietro la bandiera. sente, provate a vedere. Non credo proprio. Guardiamo quando parte. Io vi gioco Quando no, ancora. sì. C'è una radiolina laggiù blu. Quindi è questa che
Che bene o male qua ci sono passati. Prima o poi si abituano. 15 anni Si abituano, là. Sabato gli è un po' scappato, Un po' diverso, dai. In fondo un pochino sì. Vabbè, ma l'ho buttato fuori prima. Bravo. Allora. Giulio, ti dicono che quando vanno al centro tu inizi Ci sono anche bagnato il capello. Comunque te lo dice, no? Te lo dice, ti dà il via lui, ti dà il via Marco, ti dà il via Marco. Bene, buonasera da parte di Giulio Arnolieri, siete collegati con la palestra Dorando Pietri di Viareggio e state per assistere alla partita di hockey su pista fra il Prato e la ASD SPV Viareggio, valevole per la quarta giornata del girone C di Coppa Italia. Mentre stiamo vedendo i preliminari di inizio partita passiamo alle formazioni, ricordando prima che le riprese sono fatte da Gabriele Bandini, mentre in regia c'è Walter Cortesi. Per quanto riguarda la partita invece l'arbitro è il signor Eugenio Sala di Correggio, affiancato al tavolo dei cronometristi da Sandro Raffaele di Viareggio. Veniamo quindi alle formazioni. Per quanto riguarda il Prato, con il numero 1 Alessandro Vespi, con il numero 5 Maurizio Baldesi, 99 Andrea Poli, 6 Tommaso Benelli, 8 Lorenzo Mugnai, 21 Alberto Capuano, 3 Lorenzo Capuano, 7 Gabriele Esposito, 11 Andrea Santoro e 10 portiere di riserva Francesco Vespi, allenatore il signor Tommaso Bianchi. Per quanto riguarda l'SPV Viareggio, con il numero 1 Filippo Poletti, numero 29 Lorenzo Cortesi, numero 9 Jonas Cinquini, numero 6 Lorenzo Toti, numero 27 Cristian Tomei, numero 77 Riccardo Biancucci, numero 12 Francesco Poletti, numero 4 Mattia Spagnuolo, numero 18 Mattia Bicicchi e numero 54 Jacopo Mascherpa. Bene, stiamo per avere la possibilità di raccontare quindi questa partita. Ricordo che in classifica, dopo 4 giornate, il girone C è condotto dalla Rotellistica Camaiore a punteggio pieno. Fra l'altro è l'unica squadra a punteggio pieno in 4 partite giocate, la Rotellistica Camaiore, di tutta la Coppa Italia di Serie A2, quindi 12 punti per la Rotellistica Camaiore, 6 punti per la Pumas, e appaiate al terzo posto ci sono Prato SPV Viareggio con 3 e chiude il Sarzana per il momento a 0 punti. Quindi una partita in cui praticamente queste due squadre si giocano il terzo posto, anche se chiaramente momentaneo. Ricordo la formula della Coppa Italia per chi non la sapesse: ci saranno i gironi eliminatori, dopodiché una seconda fase e poi naturalmente la finale sarà a marzo, quando verranno assegnate tutte le coppe, come avviene ormai da qualche anno, A1, A2, B e femminile. C'è da fare una riparazione in una porta, quella occupata al momento da Poletti, il portiere dell'SPV. C'è evidentemente qualche maglia che si è allentata, per cui l'arbitro, il signor Sala di Correggio, deve provvedere alla riparazione. Dopodiché si darà il via. Intanto diamo un'occhiata ai quintetti, così utilizziamo il tempo. Per quanto riguarda l'SPV, fra i pali c'è Filippo Poletti, poi con il numero 18 ci siamo pronti quasi,
con il numero 18 Mattia Bicicchi, poi con il 29 Lorenzo Cortesi, con il 12 Francesco Poletti e il quinto giocatore è Jonas Cinquini con il numero 9. Per quanto riguarda il Prato, fra i pali dovrebbe esserci, se non vado errato, il numero 10 Francesco Vespi, poi vedremo meglio dopo, poi con il numero 6 Benelli, il numero 3 Capuano, il 21 Alberto Capuano, l'altro è il numero 3 Lorenzo Capuano, e il quinto giocatore di movimento dovrebbe essere il numero 5 Maurizio Baldesi. Possesso di palla il Prato, che prova la conclusione della grande distanza. Come abbiamo già osservato nelle precedenti partite, le ridotte dimensioni della pista Viareggina consentono appunto una serie di tiri anche dalla distanza che magari una 20x40 non sono così scontati. Intanto Bicicchi, l'ex Fortere Marmi, che serve Cortesi, poi ancora Bicicchi, manovra adesso Francesco Poletti, e dovrebbe esserci poi nel corso della partita l'esordio di Mattia Spagnuolo, che quest'anno è tornato a giocare dopo alcuni anni di inattività e studio. Gioco fermo, si deve riprendere con una punizione in favore della SPV perché ha toccato palla con la mano a terra un giocatore del Prato. Ancora Poletti, Bicicchi prova la conclusione ribattuta, recupera il numero 21 Alberto Capuano. Non si intendono i difensori dell'SPV, ancora Capuano, Alberto, che recupera la pallina, serve marcato strettamente il numero 11 del Prato, ovvero sia Santoro. Poi si libera Francesco Poletti, cerca lo spazio per il tiro, lo trova adesso e c'è la parata del portiere, che confermo è di riserva, che sarebbe anche capitano della formazione pratese, è Alessandro Vespi. Gioco fermo, una rimessa in favore della squadra di casa. Ancora Francesco Poletti alla conclusione, di poco fuori, recupera il Prato, ma è in recupero, è anticipato da Cinquini. Ancora Cinquini cerca un compagno, lo trova in Poletti sulla metà pista. Jonas Cinquini ancora va alla conclusione, la palla filtra ma fuori dello specchio della porta, e poi ancora i Lanieri che ripartono con in zona d'attacco Alberto Capuano fermato dalla difesa, troppo lungo il passaggio in avanti per Bicicchi e riparte ancora, continui capovolgimenti di fronte, per il momento però senza tiri particolarmente pericolosi. Poletti chiama in suo aiuto Cortesi, da questi a Bicicchi, alla conclusione Cortesi, tiro ben indirizzato, parato senza problemi dal portiere Vespi. Ancora non c'è la possibilità di superare la metà pista prima del passare dei secondi. Adesso è la conclusione del Prato con parata di Poletti, il tiro è stato effettuato da Santoro. Si riparte dalla parte opposta, forse c'è un intervento da dietro un po' falloso su Cortesi, poi la conclusione di Poletti, riparte il Prato, attenzione a queste ripartenze, il numero 3 poi c'è vicino alla porta ancora Alberto Capuano, mentre il fratello Lorenzo era quello che aveva fornito la pallina in avanti. Finisce a terra il numero 6 del Prato, Benelli, e quindi la pallina vedete riconquistata dall'SPV.
che si riporta avanti con Cortesi, Cinquini, Poletti. Sono passati intanto 5 minuti dall'inizio della partita, il risultato è ancora di 0-0 fra la SPV Group e ancora una volta viene sprecata la possibilità di ripartire per violazione dei 5 secondi da parte della SPV, quindi pallina in attacco per il Prato con il numero 3 Lorenzo Capuano, supportato dal numero 7 Esposito. Alterna molto gli uomini in pista l'allenatore Bianchi, che del resto ha 8 giocatori tutti in grado di poter dire la propria parte, fare la propria parte in pista, quindi la rotazione si è già viste parecchi elementi alternarsi in questi primi 5 minuti. Cinquini, si libera di lui il numero 21, uno dei due Capuano per la precisione, Alberto, ma riparte la SPV con Poletti, si allunga anche perché ha toccato l'altro Capuano e comunque la pallina è in possesso dell'SPV. Posizione offensiva, chiedono la distanza, l'arbitro la fa rispettare ed è Poletti che prova la conclusione contrata da Capuano. Poi ancora avanti l'SPV, Cortesi, serve Bicicchi dalla parte opposta, cambia gioco, ancora 15 secondi per l'SPV per completare la propria azione d'attacco, niente di fatto, finisce fuori, deviato il tiro. Ancora una ripartenza dell'SPV, molto bella l'azione e Francesco Poletti insacca il gol del vantaggio della formazione viareggina. Gol di Francesco Poletti al 5 minuto e 46 secondi sotto la traversa, bel gol e vantaggio per la formazione ospite. Non si è ancora ripreso il gioco perché il portiere Filippo Poletti aveva da sistemarsi parte della protezione. La conclusione dalla metà pista del Prato controllata senza alcun problema proprio da Filippo Poletti, poi scivola il numero 11 della formazione del Prato, riparte ancora la SPV con ancora Poletti il cui tiro è stato alzato e quindi punizione in zona d'attacco in favore dell'SPV. Entra Spagnuolo con il numero 4, esordio stagionale per il giocatore che alcuni anni fa raggiunse anche la nazionale giovanile. Manovra ancora la SPV, la pallina deviata termina fuori dal rettangolo di gioco, toccata per ultima dall'SPV, quindi deve riprendere il gioco con una punizione in favore del Prato. Poletti, ancora Francesco Poletti che gli viene toccata la pallina, poi gliela toglie, addirittura la riconquista ancora Poletti, questa volta è molto bravo Francesco Vespi a parare, era solo davanti a lui l'attaccante viareggino. Cortesi scambia con Spagnuolo, poi ancora Poletti, l'autore del gol del vantaggio viareggino. Cortesi si gira su se stesso, chiusa la difesa del Prato, non controlla bene la pallina Poletti, comunque in un primo tempo l'aveva recuperata Spagnuolo, ancora Spagnuolo servito da Cinquini, si allunga un pochino la sfera e da questi in possesso di palla il Prato con Alberto Capuano, poi in lotta
Francesco Poletti con il numero 6 Benelli, e ancora la SPV che manovra. Cortesi, c'è un time out chiesto dal Prato non appena verrà interrotto il gioco. Prova la pallina al centro, toccata, si alza, poi Cinquini molto bravo in recupero in difesa su Alberto Capuano, e c'è il time out che vi avevo annunciato. Mancano 17 minuti al termine del primo tempo, l'SPV è in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Poletti al 5:46. Approfittiamo del primo time out per dare la situazione anche degli altri gironi della Coppa Italia di A2. Sono 4 i gironi che poi porteranno, come dicevo, alla marzo del 2025 si concluderà la competizione con le finali. Comunque nel girone A al primo posto c'è il Modena con 9 punti, seguito da Sandrigo e Scandiano e Correggio con 6, Seregno 3 e il Mirandola a 0 punti. Per quanto riguarda il girone B, in testa ci sono Roller Bassano e Tiene con 9 punti, Breganze 7, Montecchio 6, Valdagno 4 e Trissino 0. Girone C l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo: Rotellistica Camaiore 12, Pumas 6, Prato SPV 3, Sarzana 0, e girone D Castiglione Folonica 4, Matera 3, Salerno 0 punti. Passato il time out, non ci sono novità nella formazione Viareggina. Diamo di nuovo un'occhiata al quintetto della formazione ospite. Invece, a parte Francesco Vespi fra i pali, c'è il numero 3 Lorenzo Capuano e il 21 Alberto Capuano. Poi adesso c'è la conclusione di Cortesi ribattuta, poi c'è il numero 8 Mugnai e il quinto giocatore è il numero 11 Santoro. Gioco fermo, si riprende con una punizione in attacco in favore del Prato. Se la scambiano i due Capuano, poi adesso ancora la formazione del Prato, poi recupera la pallina l'SPV, riparte Cortesi per Spagnuolo, poi Poletti attende il piazzamento di compagno, meglio che qualcuno si faccia vedere. Cortesi nella propria metà pista, scambia con Spagnuolo, poi Cinquini, ancora Cortesi, ultimo uomo, quello che una volta si diceva lo smistatore, no? Vedete in posizione arretrata che cerca di, passando palla davanti da una parte e dall'altra, cerca di far aprire un po' la difesa. Finisce i 45 secondi, il Prato ha già recuperato la sfera, arriva in velocità la formazione ospite, la parata di Poletti, riparte già la SPV con Francesco Poletti. Francesco Poletti va a girare dietro la porta, cerca di, molto bravo, bello il riflesso di Vespi che è stato in rete. Niente di fatto, si riparte con una palla a 2. Riparte ancora l'SPV, Cinquini scambia con Poletti, ancora Cinquini indietro, Cortesi ancora in possesso di palla la formazione Viareggina. Cinquini cerca di liberarsi, poi chiama in suo aiuto ancora Cortesi, da questi a Poletti, Spagnuolo, manovra insistita con la finale conclusione di Cortesi parata, e poi Cinquini non riesce a ribadire per il buon piazzamento di Vespi. Poi ancora riparte la SPV, velocissimo Poletti, 2 su di lui, ne supera uno, non il secondo che è Benelli, e quindi
riparte ancora, veloci capovolgimenti di fronte dalla parte opposta, Cinquini a fare buona guardia in difesa, chiama Francesco Poletti all'azione, riparte ancora la squadra di casa, Cortesi. Siamo adesso a 14 minuti al termine del primo tempo, intervento dei giocatori del Prato che però non fermano l'azione dell'SPV che recupera la sfera. Ancora stavolta è Poletti, va alla conclusione, c'è una mischia davanti alla porta, l'arbitro assegna la rimessa alla formazione del Prato. Pallina che schizza e ritorna in possesso dell'SPV. Cortesi, Spagnuolo, Poletti, ancora Cortesi, stanno ovviamente, giocano per linee esterne i viareggini, anche perché comunque sono in vantaggio, quindi preferiscono non rischiare. Poi c'è la conclusione e c'è una rimessa in gioco in favore della SPV per fallo, sembrerebbe di lunetta dalla mimica dell'arbitro. No, niente, perché il portiere è uscito, non poteva essere la lunetta perché sennò sarebbe stato un attaccante. Quindi è la conclusione di Spagnuolo, parata da Vespi, e riconquista i 45 secondi la squadra di casa per l'azione. Quindi era perché il portiere era intervenuto dietro la propria linea di porta, per quello c'era il fallo, infatti la mimica dell'arbitro era per quello. Cinquini si libera in girata da un avversario, chiama all'azione Spagnuolo che prova a partire da dietro, poi cerca di entrare in area, ci riesce ma non arriva all'ultimo tocco. Dalla parte opposta bravo Cortesi che recupera la sfera al limite della propria area, serve Cinquini anticipato, fase in cui sono le difese che riescono a ridurre le occasioni offensive degli attaccanti da una squadra e dall'altra. Prossimo stop, ci sarà il time out chiesto dalla formazione dell'SPV. Abbiamo superato da meno di 30 secondi la metà del primo tempo, risultato ancora di 1-0 in favore dell'SPV Group. È Poletti l'autore della rete in possesso di palla, chiama in azione Cortesi, tira accompagnato su cui fa buona guardia Vespi, poi in lotta Cinquini, dall'altra parte c'è una palla che ha uno strano rimbalzo dopo essere stata toccata da Poletti e gioco fermo. E c'è il time out chiesto dall'SPV. La pallina toccata da Poletti si era impennata, poi l'aveva recuperata comunque il portiere viareggino. L'arbitro, se non vado errato, ha sancito che si riprenderà il gioco con una palla a 2. (11 minuti e 38 da giocare nel primo tempo), 1-0 il risultato a favore dell'SPV. Falli di squadra 2 commessi dall'SPV, 1 dal Prato. Concluso il time out, è entrato il numero 77 nelle file viareggine, per la precisione Biancucci. Per il resto Spagnuolo, Cortesi e i fratelli Poletti. Credo che si debba asciugare la pista. No, sì, si deve asciugare la pista. Anche se siamo quasi a novembre, a parte qui probabilmente acqua che è stata versata, ma presumo che fra non molto
ci sarà anche da asciugare la pista per il sudore, perché le temperature sono tutt'altro che tardo ottobrine e soprattutto il tasso di umidità è tale che, ripeto, fra non molto alle cadute dei giocatori ci sarà da provvedere a asciugare la pista. Tanto il Prato prova la conclusione, molto bravo Poletti a respingerlo con i cosciali. Riparte ancora Spagnuolo, attaccato, c'è il fallo di squadra numero 2 commesso dal Prato, quindi punizione in favore dell'SPV in zona d'attacco. Biancucci chiede la distanza, insieme vicino a lui c'è Spagnuolo, da questi a Francesco Poletti, poi Cortesi, ancora Poletti, Biancucci scambia con Poletti, indietro per Spagnuolo, prova a ripartire dalla metà pista, tiro di Spagnuolo, cerca la deviazione Biancucci, anticipato dalla difesa, poi passaggio in avanti veloce del Prato con una bella occasione per il numero 8 in area, che però non riesce a finalizzarla. Si trattava di Mugnai. E riparte ancora Spagnuolo, finisce a terra, scivola Mugnai, Spagnuolo, salta un giocatore ma poi niente da fare al momento della conclusione. Ancora in possesso di palla al Prato, attacca con Baldesi, poi cerca la pallina recuperata però dall'SPV. C'è stata un'azione un po' confusa, la conclusione di Biancucci, parata da Vespi, riparte ancora il Prato e c'è un'altra occasione veramente grossa e c'è il gol. E c'è il gol del Prato dopo una prima parata di Poletti. C'è stato un mezzo pasticcio. Quindi Lorenzo Capuano. Il gol è venuto al 15° e 11 secondi. 1-1 quindi il risultato. Pareggio di Lorenzo Capuano. Dopo una prima parata di Poletti, la pallina è rimasta in zona, era vicina al palo, ci sono avvicinati 2 giocatori, uno per parte, e la stessa è finita in rete. Può anche darsi sia stata l'ultima deviazione di un giocatore dell'SPV. Comunque l'arbitro, come succede sempre nell'hockey, assegna al giocatore del tiro. C'è un fallo fischiato in zona d'attacco a Poletti e quindi la punizione in favore del Prato. Prova a ripartire ancora il Prato, azione personale del numero 5 che mette palla al centro, niente di fatto, riparte dalla parte opposta Spagnuolo, era Baldesi l'autore del contropiede, poi Poletti, Spagnuolo, c'era Cortesi in zona d'attacco, ancora Poletti, Spagnuolo, prova la conclusione, ribattuta, può partire in contropiede il Prato, però è Spagnuolo che gestisce la pallina, la dà in avanti, c'è comunque la rimessa in favore della SPV. Esce Spagnuolo e rientra Bicicchi nelle file viareggine. Tanto l'arbitro è stata rettificata il tempo residuo dell'azione dell'SPV con l'intervento dell'arbitro. Ora adesso si azzera tutto perché la pallina è tornata in possesso del Prato con Baldesi
Baldesi si libera bene di 2 giocatori, bello slalom di Baldesi, palla al centro, la conclusione parata, ancora poi un altro intervento di Poletti, è finito con un ginocchio a terra Baldesi e quindi la punizione è stata affidata all'SPV, già battuta. Francesco Poletti, Cortesi, Biancucci, conclusione ribattuta da un giocatore avversario, ancora Biancucci comunque gestisce la palla per Bicicchi, poi Poletti, conclusione della grande distanza, Vespi para, poi Baldesi prova a ripartire, su di lui Bicicchi, se mantiene il possesso di palla il numero 5 del Prato, ancora Baldesi, cerca il compagno, lo trova, e la conclusione di Mugnai che trova pronto all'intervento Poletti sulla propria destra. Siamo a 7 minuti e 18 secondi alla conclusione del primo tempo, naturalmente il risultato è di 1-1 e anche in parità i falli di squadra, 2 per parte. Poletti, Bicicchi, ancora Poletti, marcato da Baldesi, poi la pallina arriva a Biancucci, il cui primo tiro viene ribattuto e poi il secondo finisce fuori. Molto buona la conclusione di Biancucci nell'azione precedente e bravo anche in questa circostanza Vespi a parare. Recupera palla Poletti in tandem con Biancucci, pasticciano i due, era una bella azione di contropiede, finisce poi a terra Poletti che dovrebbe avere urtato contro la balaustra, l'arbitro chiede l'intervento dei sanitari, quindi ci sarà l'uscita di Poletti in ogni caso. Se probabilmente ha preso una botta alla schiena cadendo. Vediamo un po', intanto c'è una sostituzione nelle file del Prato, rientra il numero 7 Esposito e Poletti esce e rientra Cinquini. Si riprende con una rimessa in gioco in favore del Prato. Palla avanti per il 99 Poli, ancora l'SPV un possesso di palla, Bicicchi, 6 minuti esatti alla fine del primo tempo, 1-1 il risultato, palla avanti per Biancucci, da questi a Bicicchi, la conclusione, c'è una deviazione, non si sa se di Cinquini o dell'avversario, cioè Esposito, comunque la palla va fuori dello specchio della porta, viene recuperata ancora dal Prato, l'SPV comunque a tenere più a lungo il possesso della palla, anche se per il momento, a parte nell'occasione del gol, ha trovato sempre un ottimo Vespi davanti. Biancucci ha un controllo non particolarmente felice, Mugnai riparte per il Prato, non si intende con Poli e riparte ancora l'SPV. Fase abbastanza confusa con continui, vedete, scambi di fronte senza che però le due squadre riescano ad arrivare al tiro nitido, e intanto quando si entra negli ultimi 5 minuti c'è il time out, il secondo time out chiesto dal Prato. 4 minuti e 59 per essere precisi alla fine del primo tempo e il risultato sull'1-1.
come dicevamo prima, l'SPV che fa prevalentemente la partita, però il Prato ha dimostrato comunque di essere pericoloso non soltanto nell'azione del gol, ma c'è stata anche 2 o 3 belle parate di Filippo Poletti, come del resto dall'altra parte Vespi in varie occasioni si è fatto trovare pronto alle conclusioni dei viareggini. Archiviato il time out, si riprende con la rimessa, vedete, dalla zona difensiva del Prato, proprio operata dalla formazione allenata da Tommaso Bianchi. Tiro addirittura dalla propria area di porta sul fondo, recupera però ancora la formazione ospite. Poli, uno dei no, è il numero 7, palla un po' altina e quindi punizione in favore dell'SPV. La palla si era alzata al momento del disimpegno difensivo di Esposito. Ancora in possesso di palla la formazione viareggina, Biancucci, Cinquini, Poletti che è rientrato, quindi ha assorbito l'incidente. Il tiro termina sul fondo e ancora una volta l'arbitro assegna la rimessa alla SPV in zona d'attacco, perché il portiere ospite ha colpito la pallina con la stecca al di là della linea di fondo. Cinquini in area fra 3 giocatori, finisce per perdere la palla. Poli, tiro contratto, recuperato bene da Biancucci, poi Poletti finisce a terra, l'arbitro fa proseguire. Dalla parte opposta Mugnai, gioco fermo, punizione in favore della Prato, no, deve essere rettificata la posizione, è il terzo fallo di squadra dell'SPV, sì, commesso dall'SPV, 2 quelli del Prato, 1-1 il risultato e 3 minuti e 44 secondi ancora da giocare. Battuta, Mugnai, serve Poli, da questi a Gabriele Capuano, no scusate, Esposito, è lui che si chiama Gabriele, Capuano sono Lorenzo e Alberto, e per il momento non sono in pista. Bicicchi deve sistemarsi una protezione, si riprende con Bicicchi stesso che non riesce a girarsi. No, Lorenzo Capuano c'è in pista, non c'è Alberto. Una rimessa in favore del Prato nella metà pista dell'SPV. 3 minuti e 15, un finale di tempo un po' meno brillante per la formazione di Alessandro Martini, che ha fatto vedere veramente delle buone cose, perlomeno fino intorno al 20°. Poi è in un momento in cui, anche per merito del Prato, che è riuscito probabilmente a prendere bene le distanze, a palo colpito da conclusione di Francesco Poletti, che poi si gira, doppia parata di Vespi, protagonista in questo frangente. Riparte il Prato e c'è ancora dall'altra parte un ottimo intervento di Poletti che ha chiuso sulla conclusione di Esposito. Fase movimentata in questo minuto, con prima 2 tiri parati da Vespi e poi uno da Poletti, e siamo a 2 minuti e 30. La conclusione questa volta termina fuori da parte di Bicicchi, che poi scivola, riparte
Capuano fra due avversari che gli tolgono la pallina. Dalla parte opposta cerca Bicicchi, fermato, niente da fare, riparte ancora, gioco fermo. C'è un incidente a un giocatore del Prato che è stato colpito involontariamente da Bicicchi. Gioco fermo, time out chiesto dalla formazione di casa, è il secondo time out, quindi è l'ultimo, e del resto mancano 2 minuti e 9 secondi, sicché intanto gli altri giocatori sono Cinquini, Francesco Poletti e il numero 27 Tomei. Dalla parte opposta nel Prato, a parte Francesco Vespi fra i pali, c'è il 99 Poli, poi c'è il numero 7 Esposito, poi Lorenzo Capuano e il quinto giocatore di movimento è il numero 6 Benelli. Ultimi 129 secondi del primo tempo, partita equilibrata come abbiamo visto, anche se nella prima parte della frazione c'era stata una prevalenza a livello territoriale, non tanto di vere e proprie occasioni di rete dell'SPV. Azione personale di Spagnuolo che si conclude con un tiro parato da Vespi e la palla rimessa in gioco ancora dall'SPV. Battuta, Spagnuolo ancora, finta il tiro, Poletti indietro per Spagnuolo, conclusione di Poletti sul fondo. In area c'erano Cinquini e Tomei. Poi scivola il giocatore del Prato, recupera comunque ugualmente un compagno che allontana, riparte l'SPV dalla propria metà pista. Siamo a 1 minuto e 15 alla fine del primo tempo. Poletti, Francesco, conclusione, ribattuta ancora Poletti sulla pallina, punizione in favore della squadra di casa. Rimessa in gioco adesso da Cinquini per Poletti, si fa vedere anche Tomei, poi Cinquini, Poletti, Spagnuolo prova l'azione in profondità, il tiro parato da Esposito, ha riguadagnato 45 secondi e quindi praticamente il SPV ha la possibilità teorica di portare in fondo. No, sbaglia tutto Francesco Poletti, lascia in contropiede il Prato con Filippo Poletti che rimedia allontanando la pallina, però il Prato è ancora in possesso di palla. Conclusione parata da Filippo Poletti e poi recupera Tomei. Da questi a Cinquini che riesce a superare l'avversario, la pallina si alza ma c'è una serie di rimpalli che per poco non fanno arrivare in porta i viareggini. Ultimissimi secondi, 5, conto alla rovescia, vediamo se c'è il tempo per il tiro. Sì, c'è il tempo per il tiro, la parata Filippo Poletti, il tiro l'ha effettuato Poli e finisce sull'1-1 al primo tempo di questa partita fra SPV Group e Prato. Vantaggio di Francesco Poletti al quinto e pareggio di Lorenzo Capuano al 15°. Primo tempo in cui la SPV ha, diciamo, nella prima parte ha avuto una certa prevalenza territoriale, il Prato poi si è ripreso nella seconda, dopodiché dopo il pareggio c'è stata un po' di occasioni da una parte e dall'altra. Ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo.
Bene, siete di nuovo collegati con la palestra Dorando Pietri di Viareggio per il secondo tempo dell'incontro di hockey su pista fra l'SPV Group e il Primavera Prato, valevole per la quarta giornata del girone C del Coppa Italia di Serie A2. Allora, prima occasione in avanti per l'SPV, ha già replicato il Prato, poi c'è un fallo commesso da Biancucci. E diamo un'occhiata a quelli che sono i quintetti. Per quanto riguarda il Prato, fra i pali c'è Francesco Vespi, poi i fratelli Capuano con il numero 3 Lorenzo e poi Alberto con l'11, poi il numero 21 no, numero 11 scusate, Santoro, il 21 è l'altro fratello Capuano, e il numero 8 Benelli. No, numero 8 è l'altro Capuano. Finisce a terra intanto Poletti, mentre io che lo stesso Poletti si incarica di battere dopo meno di un minuto dall'inizio. Quindi Francesco Poletti contro Francesco Vespi. Tutto è pronto, fuori il tiro di Poletti, poi riprende ancora Poletti, ma è molto bravo Vespi a parare ancora, quindi niente di fatto. Da Poletti, che poi si è visto parare il secondo tiro da Vespi. Capuano, ancora un'azione condotta da uno dei fratelli Capuano, fermato il numero 11 dalla formazione viareggina. Niente di fatto, c'è un po' di confusione, stavolta il fallo è fischiato contro il Prato, quindi siamo 5 falli commessi dall'SPV e 3 dal Prato, e riprende Lorenzo Cortesi con passaggio per Cinquini, Biancucci, Poletti ancora, va sul fondo, ancora Poletti, poi chiama Biancucci, da questi a Cortesi, non riesce a trovare un compagno smarcato, quindi ancora per linee esterne. Siamo agli ultimi secondi, prova la conclusione Francesco Poletti, para il portiere, quindi riguadagna 45 secondi di azione la formazione viareggina. Poi c'è un pallina toccata con la mano a terra da un giocatore del Prato, rimessa in favore dell'SPV, era Santoro. Cinquini, Poletti perde palla, azione personale di Alberto Capuano, terminata sul fondo, riparte l'SPV. Poletti, tiro accompagnato di Poletti che Vespi con qualche difficoltà controlla, però non viene superato. C'è una rimessa a 2 comunque fra Cinquini e Benelli, c'è qualche difficoltà a far fermare la pallina. Pronti, rimesso in gioco, ha recuperato Cinquini, poi ancora Poletti cerca di liberarsi ma non riesce ad andare al tiro perché la pallina si era allargata. Dalla parte opposta arriva Cortesi, mette palla al centro, Vespi intercetta, recupera Benelli,
poi la pallina finisce addosso a Cortesi che chiama in aiuto Poletti, da questi a Biancucci. Cinquini, ancora Biancucci e Cortesi. Conclusione da fuori che finisce fuori del rettangolo di gioco, e quindi si riprenderà con la rimessa in gioco del Prato. Sono passati 4 minuti circa dall'inizio del secondo tempo, il risultato è quello dei primi 25 minuti, ovvero sia 1-1. Perde palla il Prato, che poi però la riconquista, e c'è una grossa occasione per Benelli, il cui tiro termina di poco alto per occasionata da un errore dell'impostazione della formazione viareggina. Biancucci, Poletti, Cortesi, ancora Biancucci, Cinquini indietro, poi Poletti alla conclusione, la pallina, Cinquini indietro, poi Poletti alla conclusione, fischiato al Prato, la pallina deviata aveva forse colpito anche il palo nella precedente occasione, e la conclusione di Poletti termina ancora fuori. Cortesi, questa volta Biancucci va veramente vicino al gol, la palla toccata da Biancucci ha colpito la traversa, portiere battuto. Grossa occasione per l'SPV che sta stringendo adesso i tempi alla ricerca del nuovo. Cortesi, anche questa volta Sfruttata appena si ferma il gioco, e c'è il gol che dovrebbe essere del numero 9 Cinquini, tiro da fuori di Cortesi, è molto bravo Cinquini in area, sfruttata appena si ferma il gioco, e c'è il gol che 53 secondi, nuovo vantaggio quindi per l'SPV, quasi più o meno nel momento in cui nel primo tempo Poletti aveva portato in vantaggio. Allora era il quinto minuto, adesso è il quarto. Vediamo come si svilupperà poi adesso la partita. Il time out era stato chiesto dal Prato, che l'allenatore giustamente aveva notato che la sua squadra aveva avuto un po' di difficoltà. Poco prima del gol c'era stata la traversa di Biancucci, e poi ha fatto centro Jonas Cinquini. Conclusione dalla propria metapista sul fondo, recupera Cinquini, proprio l'autore del gol del nuovo vantaggio viareggino. Cortesi va alla conclusione, para Vespi, poi ancora l'SPV in avanti, buon momento della squadra di Alessandro Martini. Poletti al tiro, una deviazione di un compagno anticipa Vespi, e poi riparte il Prato con Santoro. Lorenzo Capuano, niente di fatto, recupera palla ancora l'SPV. Cinquini, Cortesi, Poletti, Biancucci, ancora il possesso di palla della formazione viareggina. Conclusione di Poletti, c'è una deviazione, finisce a terra il giocatore del Prato, punizione in favore dell'SPV. Siamo adesso a 6 falli commessi dall'SPV, 4 dal Prato. Riparte la squadra viareggina. Poletti, azione personale, va alla conclusione parata. Cinquini e Poletti ancora, gioco fermo, questa volta il fallo è commesso dal Prato in zona d'attacco, quinto fallo di squadra della squadra ospite.
battuta indietro per Cortesi sulla metà pista. Conclusione di Cortesi, stessa trama dell'azione precedente, questa volta la pallina era un po' più alta, Cinquini ci è arrivato ma Vespi non si è fatto superare, e dalla parte opposta c'è la conclusione di Lorenzo Capuano, parata da Poletti. Cambio nelle file del Prato, entra il numero 7 Esposito, poi un'azione offensiva fermata da Poletti. Poletti prova a far tutto da solo, la palla viene ribattuta, poi recuperata ancora dal Prato. Pasticcio della difesa con una serie di rimpalli, ancora il Prato in possesso di palla. Esposito proprio l'ultimo giocatore a essere entrato. Capuano, Benelli va alla conclusione sul fondo, tocca per ultimo il numero 21 Alberto Capuano e quindi rimessa in favore dell'SPV. Entra Bicicchi nelle file viareggine, a fargli spazio è Biancucci. Poletti, Cortesi, Bicicchi, prova il tiro, c'è un avversario davanti, poi comunque ci arriva Cinquini, niente di fatto, riparte il Prato. Cortesi, buon lavoro difensivo, riesce comunque a tirare Alberto Capuano, riparte l'SPV. 7 minuti dall'inizio del secondo tempo, 2-1 in favore dell'SPV. Buon slalom di Poletti che poi chiama in suo supporto Bicicchi, da questi a Cortesi. Bicicchi, Poletti, in area c'è Cinquini, prova l'azione personale, la difesa del Prato libera. Benelli attaccato da Cortesi che viene trattenuto, quindi la punizione è assegnata giustamente alla formazione dell'SPV. 6 falli di squadra per parte, poi Cinquini, Poletti, ancora Poletti, slalom, tiro e parata di Vespi, finisce a terra Baldesi, niente di fatto. Ancora l'SPV. Bicicchi, Poletti, Cortesi, avanti, cerca azione in profondità, poi serve di nuovo Poletti e lui ora in posizione più arretrata. Scambia con Bicicchi, Poletti mette palla al centro, Cinquini ha un attimo di difficoltà nel controllo e Vespi si libera. Poteva essere una bella occasione veramente, cioè era una bella occasione veramente. Cinquini è stato anticipato in una frazione di secondo dalla difesa del Prato. Bicicchi, Poletti, conclusione, parata di guantone da Vespi, poi recupera sulla metà pista Cortesi, riperde la pallina, la conquista Cinquini, la riperde ad opera di Lorenzo Capuano e poi riparte però l'SPV. Poletti, Bicicchi, ancora Poletti per Cortesi, supera la metà pista, scambia ancora con Bicicchi. Conclusione, buona la risposta di Vespi, poi finisce a terra Cinquini, niente di fatto. La conclusione, la parata di Vespi non era facile perché la pallina era particolarmente forte, ha schiacciato la palla a terra. Riparte ancora l'SPV con Poletti, scambia per Cortesi, Cortesi cerca e gran gol di Cortesi, gran gol veramente, bello l'assist di Poletti, ma gol veramente molto bello, appoggiato a spiazzare il portiere. Gran gol di Cortesi, 3-1.
Gol che è venuto al 10° minuto e 36 secondi. Doppio vantaggio per la formazione di casa. Gol più da attaccante che da difensore, come teoricamente dovrebbe essere Cortesi, perché si è ricevuto il bel passaggio di Francesco Poletti e ha messo la pallina con un bel tocco di precisione alle spalle del portiere dalla parte opposta a dove stava arrivando. Un cambio nelle file dell'SPV, è entrato il numero 6 Toti. Al posto di Cinquini è entrato Toti. Prato in possesso di palla, Poli riceve sulla metà pista, dà in avanti, perde la palla la formazione ospite, Bicicchi, Cortesi, da questi ancora Bicicchi, Poletti, gran movimento dei giocatori viareggini, buon lavoro di Poletti che va sul fondo, una rete e un assist per lui. Poi ancora in possesso di palla l'SPV, una serie di rimpalli, poi Bicicchi riesce a liberare Toti che resiste alla carica dell'avversario, cerca di servire indietro ma non ce la fa e poi può partire Poli, finisce a terra Poli, l'arbitro lascia correre. Dalla parte opposta passaggio di Cortesi un po' troppo lungo per Bicicchi che comunque recupera la sfera, poi ancora Cortesi, Poletti, c'è la conclusione di Poletti, c'era molto traffico in area per cui è stato bravo Vespi a riuscire a intuire da dove arrivava il tiro e quindi niente di fatto, riparte il Prato, niente di fatto per l'SPV chiaramente. Siamo a metà quasi del secondo tempo, 12 minuti e 50 da giocare ancora, 3-1 il risultato in favore dell'SPV, una conclusione molto violenta del Prato con il numero 3 Lorenzo Capuano e si riprende con una palla a 2 perché la pallina è stata fermata dalla difesa. Toti e Poli sulla pallina, la recupera il Prato, finisce poi per perderla e poi è Poletti che riporta in avanti la sfera. Bicicchi, Cortesi, ora Cortesi, Poletti, Bicicchi, poi ancora per Poletti, sul fondo cerca gioco fermo, c'è una rimessa in favore del Prato decisa dall'arbitro. Tiro dalla metà anzi dalla propria area che Filippo Poletti para, poi recupera ancora il numero 6 della formazione ospite che finisce poi per perdere la pallina e può così ripartire l'SPV. Cambiamenti di fronte da una parte e dall'altra, riparte Poletti, Toti, Cortesi, serve poi Toti in avanti, indietro ancora per Cortesi, dalla parte opposta c'è Poletti che riceve, in area Toti e Bicicchi che poi però si era
ritirato e gioco fermo, time out chiesto dall'SPV quando mancano 10 minuti e 50 alla fine della partita. Il risultato è di 3-1 in favore della squadra di casa. Ultimi 15 secondi di time out, i portieri riprendono il posto fra i pali. Non ci sono, no, è rientrato Spagnuolo al posto di Cortesi nelle file dell'SPV. Gli altri giocatori sono Bicicchi, Toti e Francesco Poletti, a parte Filippo Poletti fra i pali. Capuano prova a alzare la pallina, fa buona guardia Poletti, adesso è Benelli in possesso di palla, poi Capuano, per Esposito, poi ancora riparte l'SPV con Bicicchi, se ne va in azione personale Bicicchi, marcato da Esposito. Bicicchi comunque riesce a gestire la pallina. Toti per Spagnuolo, Poletti, ancora Poletti, salta Poli e poi c'è la pallina e gol, gol di Toti. La pallina è entrata, poi è stata rimessa fuori. Credo che abbia visto bene l'arbitro, perché la pallina è stata poi rimessa fuori, ma all'inizio anch'io avevo avuto l'impressione che fosse entrata. 15 minuti e 8 secondi per la rete di Toti, 4-1 il risultato e 9 minuti e 50 da giocare. A questo punto il Prato dovrà tentare il tutto per tutto. Doppio fallo di squadra fischiato al Prato, perché invece di fermare il gioco ha tirato di nuovo, e c'è anche credo il richiamo al numero 99 Poli, che ha tirato la palla quando il gioco era già fermo. Quindi il Prato adesso, oltre a essere sotto di 4-1, è anche a 8 falli di squadra contro i 6 dell'SPV. Quindi dovranno cercare di gestire nel modo migliore questo buon bottino di buon vantaggio i giocatori vereggini, che infatti stanno per il momento giocando su linee esterne. Però ha recuperato Poli la sfera, poi viene fermato però l'attacco del Prato, riparte Poletti che pasticcia, peccato, riparte a sua volta il Prato dall'altra parte, conclusione parata da Poletti, non riesce a ribadire Poli. Poi dall'altra parte ancora Poletti, dovrebbe cercare di ragionare la SPV senza di buttarsi a testa bassa in avanti, visto che comunque ha 3 gol di vantaggio da gestire, e dovrebbe cercare di sfruttare appunto le ripartenze quando il Prato si svolge. E bellissima rete ancora di Toti, micidiale in area, conclusione della distanza di Spagnuolo e ancora la pallina schiacciata in rete da Toti. Il gol è venuto al 16° e 3 secondi. Quindi l'SPV ha fatto meglio di quello che dicevo io, perché tanto una conclusione di Capuano parata da Poletti, palla ancora, la pallina è stata colpita effettivamente con un pattino da un giocatore dell'SPV, ma da quest'anno, anzi o meglio dall'anno scorso anno, non è più fallo, altrimenti sarebbe stato rigore questo qui.
Spagnuolo prova la conclusione dal basso verso l'alto, niente di fatto. Stavo dicendo che l'SPV deve cercare di gestire bene queste reti di vantaggio, chiamando il Prato proprio fuori e provare a colpirlo in contropiede. Chiaramente non è facile, anche perché le ridotte dimensioni della pista non favoriscono certamente la manovra ampia. Conclusione del Prato, niente di fatto. Time out chiesto intanto dall'SPV. Ancora il Prato in avanti, fermata l'azione. Spagnuolo recupera, gestisce bene la pallina, poi supera la metà pista con un passaggio per Cinquini, invitato alla calma dai compagni, giustamente. Ancora Toti scatenato dopo la doppietta, poi Bicicchi, Spagnuolo, Cinquini, rimbalzo non preciso della balaustra che favorisce il Prato, poi riparte ancora la squadra del Prato con Poli prova a far tutto da solo, c'è il fallo di squadra, Poli voleva il rigore, sosteneva che il fallo era stato commesso in area, l'arbitro è di diverso avviso e quindi si riprenderà dopo il time out chiesto dall'SPV con un tiro di punizione in favore del Prato. Poli non è convinto e va a dirlo all'arbitro. 7 minuti e 10 secondi da giocare, 5-1 il risultato a favore dell'SPV, 7 falli di squadra della squadra di casa, 8 quelli del Prato. Squadra di nuovo in pista per gli ultimi 7 minuti e 10 secondi da giocare. Si deve riprendere con una punizione in posizione centrale, 1,5 metri forse fuori dell'area di porta dell'SPV. Ci sono niente di fatto, la pallina resta per un attimo davanti alla porta di Poletti, poi viene allontanata. Sfumata questa occasione per il Prato. Riparte l'SPV, Spagnuolo attaccato da Alberto Capuano, Poletti, Cinquini per Spagnuolo, il raddoppio di marcatura sul portatore di palla libera inevitabilmente un giocatore, mentre fra l'altro in area c'è sempre Toti, che abbiamo già visto di che cosa è capace stasera, con 2 reti molto belle di rapina messe a segno. Ci prova proprio Cinquini, bravo a cercare a imbeccare Toti, questa volta la difesa del Prato para, c'è un bel passaggio per Alberto Capuano che però si allarga troppo e sfuma una grossa occasione per la formazione del Prato, che ora ancora in avanti. Poi c'è un fallo e arriva il 9° fallo di squadra del Prato per una stecca sulla stecca avversaria. Spesso non vengono fischiati in A1 questi falli, è stato bravo il signor Sala a rilevare questo fallo. 5 minuti e 50 da giocare, con l'SPV che potrebbe anche arrivare al tiro diretto. Intanto buon lavoro di Poletti che lancia Toti, ancora Poletti, si alza la pallina, mantiene il possesso della stessa. Beh, non c'è neanche la necessità assoluta di andare al tiro, meglio gestire la pallina e far passare qualche altro secondo. Ha fatto bene Poletti in questa circostanza, una volta sfumata la possibilità del tiro in palleggio. Cinquini mette
la palla in area, Toti anticipato da Lorenzo Capuano, poi ancora il Prato prova a ripartire, di nuovo Lorenzo Capuano riceve, a dargli la palla era Santoro che è ritornato ora sulla sfera, poi la conclusione parata con Poletti che no, resta forse dolorante, no, avevo l'impressione quando si era accartocciato. Riparte ancora il Prato, buono anche in questo caso l'intervento di Poletti che chiude alla perfezione sull'attaccante della formazione ospite. 4 minuti e 30 da giocare, l'SPV sta gestendo bene la pallina e la partita. Toti chiama Poletti, Poletti gestisce la palla, poi prova la conclusione un po' forse affrettata, conveniva cercare di ragionare, però poi dopo Poletti va a recuperare la palla in difesa e quindi prova, poi la perde, la riconquista, poi scivola a terra un giocatore del Prato, Poletti va avanti, Toti attaccato dalla difesa del Prato, Spagnuolo, Cinquini rispondono alla perfezione, poi Poletti ancora il numero 12 dell'SPV va dietro la porta, viene schiacciato a terra e arriva il 10° fallo, tiro diretto in favore della SPV. Quando mancano 3 minuti e 43 secondi e l'incaricato è Spagnuolo. Spagnuolo contro Francesco Vespi, l'arbitro prende posizione, controlla ovviamente i giocatori avversari perché ne ha 2 c'è un solo arbitro, quindi conclusione parata, riprende ancora Spagnuolo e ancora bravissimo Vespi, bravissimo, doppio intervento determinante per evitare la 6ª rete del portiere. Intanto dalla parte opposta Poletti scalcia via la pallina che gli era arrivata fra i pattini e siamo a 3 minuti e 20 con Francesco Poletti, quello di prima era ovviamente Filippo Poletti, è rientrato Cortesi nelle file dell'SPV, è entrato anche Tomei, quindi gioco fermo, 7° fallo commesso dall'SPV per blocco, poi ancora il Prato in avanti, gioco fermo, blocca la pallina Filippo Poletti, rimessa a 2, 3 minuti esatti da giocare, 5-1 per l'SPV, 10 falli di squadra del Prato, 8 della squadra viareggina. Come sempre c'è dei problemi a far star ferma la pallina. Rimessa in gioco, alla meglio Francesco Poletti, entriamo negli ultimi 3 minuti della partita. Cortesi, poi ancora Cortesi in lotta nella metà campo del Prato, poi alla meglio Cortesi a gestire la pallina indietro per Spagnuolo, poi molto buono il passaggio in avanti per Poletti, scontro fra Poletti e il numero 3 Lorenzo Capuano. A me a dire il vero mi sembrava un normale scontro di gioco, nessuno dei due ha rallentato e si sono scontrati, niente di grave fortunatamente per nessuno. Altro time out, questo è l'ultimo chiesto dal Prato e mancano 2 minuti e 30 alla fine della partita, SPV saldamente in vantaggio per 5-1. Si tratta, anche se non sempre è facile, di gestire questi 150 secondi, anche se chiaramente il Prato a questo punto cercherà il tutto per tutto, segnando un gol subito potrebbe magari mettere della pressione a livello psicologico alla giovane formazione viareggina. Vedremo cosa opterà per fare la formazione ospite.
Si riprende, ultimi 2 minuti e mezzo da giocare con la pallina in possesso, no, una palla a 2, sì, perché c'era stato lo scontro, ma Cortesi sportivamente restituisce la palla al Prato, poi però va a contrastare il numero 8 Mugnai. Poi ancora Prato avanti, molto chiusa e attenta la difesa dell'SPV, cerca di liberarsi, arriva il nono fallo dell'SPV commesso ai danni di Mugnai. Punizione, vedete, da qualche metro fuori dell'area di porta. Si sbilancia Mugnai, non riesce a tirare, ancora in possesso di palla al Prato. 2 minuti da giocare, tiro ribattuto, recupera Spagnuolo, scatta veloce Tomei, niente di fatto, poi recupera ancora palla l'SPV in attacco. Spagnuolo giustamente invita la calma ai suoi. Tomei si va a infilare fra 3 avversari, poteva dar la palla. Ancora il Prato, 1 minuto e mezzo, ormai c'è più poco da fare, ritengo, anche se, come avrò detto migliaia di volte sia in radio che in TV in questi tanti anni davanti a un microfono, l'hockey è imprevedibile, però insomma tutto c'è un limite. Siamo a 1 minuto e 18 dalla conclusione. Prato mette fuori questo tiro, recupera Bicicchi, attaccato da Lorenzo Capuano, gioco fermo, rimessa, anzi fallo in favore della formazione viareggina, 11° fallo del Prato, è a 9 la squadra di Alessandro Martini, che conduce per 5-1 a 1 minuto e 07 dalla conclusione. Quindi la formazione di Alessandro Martini si avvia a conquistare la seconda vittoria di questo girone di Coppa Italia dopo quella ottenuta contro il Sarzana, e quindi stacca, conclusione di Spagnuolo, parata da Vespi, dicevo, stacca in classifica proprio la formazione di Tommaso Bianchi. Palla in avanti ancora per il Prato, passati 5 secondi della squadra viareggina senza riuscire a mandare la palla oltre la metà pista. 44 secondi da giocare, ormai siamo veramente agli sgoccioli. Intanto passiamo già al riepilogo dei marcatori. Primo tempo 1-1, vantaggio dell'SPV con Poletti al quinto, pareggio di Lorenzo Capuano al 15°. Nel secondo tempo, dopo il rigore parato, anzi messo fuori da Poletti, c'è le 4 reti in sequenza dell'SPV, Cinquini al quarto, Cortesi al 10° e Toti 15° e 16°. Poi al 21° Spagnuolo non è riuscito a trasformare il tiro diretto del 10° fallo, e quindi la partita si sta avviando alla conclusione con la meritata vittoria della formazione viareggina. Per poco Tomei non riusciva a lanciarsi da solo, ancora un'azione offensiva del Prato, non c'è più tempo, finisce qua. Quindi SPV Viareggio batte Prato 5-1, primo tempo 1-1. Da Giulio Arnolieri il grazie per chi ha seguito questa telecronaca, un grazie anche a Gabriele Bandini per le riprese e a Walter Cortesi in regia. Grazie, a risentirci prossimamente.